Recuperato in casa di un facoltoso trevigiano un prezioso quadro del Cinquecento rubato. L'uomo ignaro della provenienza illecita ha perso quasi €1 milione per acquistare l'opera. A una settimana dal massacro dei coniugi Nicolasi a Rolle di Cison di Valmarina, ancora buio sull'autore del feroce duplice delitto. In paese serpeggia la paura per un assassino ancora in libertà. Acqua tinta di rosso a Mogliano, nei laghetti artificiali alle porte di Campocroce, raffica di segnalazione dei residenti. Nel pomeriggio intervento dei tecnici di ARPA per prelevare i campioni. I 1000 volti dell'8 marzo nella Marca, dall'omaggio a Tina Anselmi con gli studenti del Barsante a Castelfranco, le urgenze contro la violenza degli uomini e la disparità nel lavoro. Domani le 2 assemblee nelle quali si chiederà ai lavoratori dell'Electrolux di Susegana di approvare o meno l'accordo fra sindacati e azienda sulla flessibilità, ma non mancano le polemiche. Tornerà a pieno regime come nel 1500 il vecchio mulino di Vicolo del Mulinetto in zona Pescheria a Treviso, verrà utilizzato per produrre energia, il grande evento previsto per l'estate. Stasera dalle 21:15 la diretta per raccontarvi con immagini e voci il tradizionale processo a Veccia, Ponte Dante a Treviso, una tradizione imperdibile. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di un intervento dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico che hanno recuperato un quadro, pensate, rubato ben 11 anni fa a Venezia, che era finito nella casa di un facoltoso professionista trevigiano. Un quadro del valore di €1 milione, almeno questo è quello che ha pagato l'attuale proprietario, che però si è visto sequestrare l'opera, ignaro che fosse di provenienza illecita. L'aveva appeso nel salotto di casa, uno dei pezzi più pregiati della sua collezione, del tutto ignaro che quello splendido quadro del Cinquecento, raffigurante la Vergine col Bambino e di Santi Caterina, Giovanni Gualberto e Giovannino, era stato rubato 11 anni fa dalle opere di una casa d'aste veneziana in custodia in seguito al fallimento. Il proprietario, o meglio colui che credeva di esserlo, avendo regolarmente acquistato l'opera del valore di €1 milione, è un facoltoso professionista sessantenne trevigiano, grande appassionato d'arte. Il dipinto ad olio su tela, opera del pittore manierista fiorentino Francesco del Brina, allievo della prestigiosa bottega di Ridolfo del Ghirlandaio, era stata messa in vendita all'asta nel 2007 ed aggiudicata ad un imprenditore di Milano, salvo poi sparire nel nulla quando la casa d'asta è fallita. Da qui è partita l'indagine dei carabinieri tutela patrimonio culturale. Con un'attività di indagine a ritroso abbiamo individuato, scoperto e denunciato 2 persone per ricettazione, un custode che si occupava proprio dell'inventario di queste opere dopo il fallimento e un'altra persona, e siamo arrivati quindi a Treviso seguendo un'attività investigativa che ci ha consentito di ricostruire tutti i vari passaggi che sono stati effettuati nel corso di questi anni. Ecco quindi che i carabinieri sono arrivati a casa del facoltoso professionista trevigiano che penalmente non rischia nulla, salvo vedersi sequestrato il prezioso quadro pagato diverse centinaia di migliaia di euro. L'opera è stata restituita al legittimo proprietario, l'imprenditore di Milano, che per primo l'aveva acquistata all'asta. E con la cronaca ora torniamo a Rolle di Cison di Valmarino. Esattamente una settimana fa l'orrore di Cison, la coppia, i coniugi Nicolasi barbaramente trucidati. È ancora buio una settimana dopo sull'autore del feroce duplice delitto, tante ipotesi aperte, sono piovute le segnalazioni sulla vicenda, sull'ipotesi del tossicodipendente che non si trova, il trentenne che è sparito dal giorno del massacro, che aveva avuto a che fare il giorno prima con la signora Anna Maria, una notizia che per primi vi abbiamo dato noi di Antenna 3, però le piste rimangono aperte e ovviamente in paese serpeggia la paura per l'assenza di un colpevole. Manca l'arma del delitto, manca il movente. L'unica cosa certa ad una settimana esatta dal massacro dei coniugi Nicolasi è che Loris e Anna Maria sono stati uccisi con inaudita ferocia e che l'assassino o gli assassini hanno infierito sul corpo del marito con una decina di coltellate, modalità che induce a pensare che l'omicida fosse mosso da un odio profondo e che probabilmente conoscesse la coppia e la loro abitazione, ipotesi che comunque non esclude le altre, a partire da quella del balordo tossicodipendente
dipendente che nei giorni precedenti al delitto era stato visto aggirarsi nel borgo di Rolle e, secondo quanto riferito dalla stessa Anna Maria ad un'amica, sarebbe stato sorpreso a dormire nel fienile della casa di via Marzolle ed avrebbe avuto un diverbio con la donna. Dell'uomo gli inquirenti conoscono nome e cognome, lo stanno cercando per interrogarlo, ma di lui si sono perse le tracce proprio dal giorno dell'omicidio, come per primi vi abbiamo raccontato. Le segnalazioni sulla presenza di questo individuo si sono moltiplicate, ma per ora resta irreperibile. Altra presenza sospetta segnalata agli inquirenti dai residenti della piccola frazione di Cison di Valmarino, quella di un uomo che faceva l'autostop poco oltre l'abitazione dei coniugi il giorno del massacro, ed ancora un misterioso furgone notato in sosta a poca distanza dalla casa. Tentativo di rapina finito nel sangue? Stupisce però che, se di questo si trattasse, l'omicida non abbia prelevato nulla dalla casa, nemmeno i portafogli delle vittime, per quanto con poco denaro dentro. Vendetta per motivi ancora oscuri di qualcuno che gravita nella cerchia dei rapporti e delle relazioni dei coniugi? Anche questa pista è battuta dagli inquirenti, che stanno continuando a sentire parenti, amici e conoscenti della coppia alla ricerca di un eventuale movente che giustifichi tanta ferocia ancora impossibile da comprendere per i familiari. Si dice non è possibile, non ci si crede. Sentita più volte, la figlia Catiuscia, che viveva con i genitori nel rustico di Rolle, ad ore dovrebbe essere sentito anche l'altro figlio della coppia, Eddie, rientrato dalla Germania dove lavora. Intanto, più passano i giorni, più cresce la paura degli abitanti del borgo, preoccupati dalla presenza di un assassino ancora in libertà. A Mogliano ora, con tante segnalazioni arrivate alla nostra redazione, siamo andati a vedere cosa stava accadendo alle porte di Campocroce. È uno spettacolo davvero particolare e per certi versi inquietante: acqua rossa di colore rosso nei laghetti artificiali alle porte di Campocroce, tanto che poi è intervenuta pure l'ARPAV. Acqua rossa a Mogliano, tra stupore e sconcerto, sta assumendo sempre più i contorni del mistero quanto in queste ore si sta verificando lungo i laghetti artificiali che raccolgono le acque di fossa nella zona che dal Terraglio porta verso Campocroce dopo il sottopasso. Qui, in queste acque rosse, si abbeverano e stazionano quasi stabilmente aironi, garzette, anatre, insieme ai pesci e alle piccole tartarughe con cui vivono in armonia. Acqua rossa che genera molta preoccupazione tra i residenti, al punto che, con le tantissime segnalazioni giunte alla nostra redazione, ne sono arrivate altrettante pure in comune. Nel pomeriggio, con gli agenti della Polizia Municipale, presenti anche i tecnici del Consorzio delle Acque Risorgive e di ARPAV, che hanno prelevato un campione per esaminarlo. Saranno ora le analisi a stabilire se, come si ipotizza, si tratta di una colorazione dovuta all'uso del cosiddetto tracciante, sostanza normalmente utilizzata anche per uso domestico, per vedere in caso di perdite d'acqua da dove ha origine il guasto. Potrebbe, ma in questo caso il condizionale è d'obbligo, trattarsi quindi di uno scherzo della serie "qualcuno ce l'aveva e se n'è voluto sbarazzare". La sostanza di per sé di norma non è inquinante, non ci sono al momento infatti segnali di pesci morti o animali avvelenati lungo le acque tinte di rosso. Per svelare il mistero bisognerà attendere l'esito delle analisi dell'ARPAV. E adesso parliamo dell'8 marzo, della giornata internazionale della donna, una giornata nella quale ci sono state molte iniziative anche per riflettere ovviamente sui tanti casi di femminicidio, la violenza di genere contro le donne. A Castelfranco c'è chi invece ha scelto di dedicare questa giornata a una donna simbolo del genere femminile, cioè Tina Anselmi, ed è successo all'Istituto Barsanti di Castelfranco. Sindacalista, parlamentare, prima donna ministro in Italia, la CISL del Veneto dedica la giornata internazionale delle donne a Tina Anselmi. Sotto lo sguardo incuriosito di 200 studenti provenienti dagli istituti superiori di Castelfranco Veneto, riuniti nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Barsanti, la storia della giovane Anselmi, l'impegno nella resistenza e la militanza nel sindacato. Siamo in una scuola perché abbiamo indetto un'iniziativa, una specie di concorso, dove vorremmo motivare 10 classi a lavorare sulla
tema della partecipazione, l'impegno civile, l'impegno sociale, per cui attraverso la Tina cercheremo di trasmettere questo messaggio e chiedendo a loro poi di preparare degli elaborati da proporci. Fu Tina Anselmi, da Ministro del Lavoro, a sostenere e a firmare la prima legge sulle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro e a promuovere l'occupazione dei giovani. Passa infatti anche per le battaglie di questa veneta appassionata alla democrazia l'emancipazione delle donne, ancora non totalmente compiuta nel nostro paese. Allora, secondo me la lotta sicuramente va continuata, perché soprattutto nell'ambito lavorativo la donna è ancora in una situazione di inferiorità. Si può fare molto di più, però non ci arrendiamo, insomma. In sala fra gli studenti anche le sorelle Anselmi ad ascoltare una narrazione in prosa curata dallo storico Mauro Pitteri. Sul monte Grappa son 300 i corpi uccisi. Purtroppo i giovani conoscono molto poco di tutto ciò che riguarda il nostro passato. È un deficit di memoria che va colmato, perché devono capire che qualcuno ha lottato e sofferto sia per la nostra Costituzione sia per i diritti di chi lavora e soprattutto per i diritti delle donne. Sempre con dedica a Tina Anselmi un pieghevole, le conquiste delle donne, dove trovare utili consigli in materia di previdenza, pensioni, sostegni economici alla maternità, conciliazione lavoro-famiglia, ma anche per il contrasto alle molestie e alla violenza dentro e fuori i luoghi di lavoro. Tanti gli eventi ovviamente in questo 8 marzo, ma anche tante le voci sulla 8 marzo, e non solo di donne, anche di uomini. Sentiamo a Treviso. Una mimosa che arriva fino al cielo. Sì, una, diciamo, mimosa super per una donna super. Desidero semplicemente che le donne si ricordino che sono importanti e non si devono mai sentire inferiori, non devono mai avere paura e non devono sempre stare a testa alta davanti a tutto e a tutti, e avere sempre il coraggio di andare avanti. 8 marzo, giornata per il rispetto delle donne, puntualizza l'indiscusso sceriffo trevigiano Giancarlo Gentilini predicando la sua personale legge del taglione. Io ho sempre detto e porto il Vangelo del mio tempo. In ogni casa un corpo di guardia, chi entra nella casa e viola la sacralità della casa va bucato, e chi tocca una donna va messo al muro, sia chiaro. Tanti gli eventi in rosa in provincia, dal museo gratuito a Santa Caterina nel capoluogo fino alle visite mediche sempre gratuite in alcuni centri. Sovrana su tutte le iniziative lei, la mimosa, simbolo indiscusso di questa ricorrenza. Per mia figlia che lavora, che è ragazza molto in gamba, e per mia moglie, pensierino anche mia moglie che sta lavorando. Tutte e due, ho 2 donne favolose. Al di là della festa, un grande rispetto e voler bene alle donne. Come accompagnerà il fiore? Con una frase, una parola? Oh, non so, ci penserò andando a casa. Non ho niente in mente. Oltre il fiore e il pensiero, ancora diversi gli obiettivi da raggiungere. La parità in tutti i sensi, parità anche a livello economico, stesso lavoro, stessa paga. E la libertà di poter girare liberamente senza avere l'ossessione di quello che l'uomo in quanto maschio potrebbe fare, dire o pensare. A proposito di donne e lavoro, il segretario provinciale della CGIL di Treviso, Giacomo Vendrame, nella prossima intervista ci sottolinea uno dei tanti problemi delle donne sul lavoro. Sentiamo. Una delle problematiche soprattutto recenti è proprio la conciliazione della propria vita con il lavoro. La frammentazione dei rapporti di lavoro, la precarietà fa sì che sia molto difficile gestire la propria famiglia, ad esempio, di fronte a un lavoro sempre più parcellizzato, sempre su orari più ampi, penso ad esempio all'ambito del commercio, e quindi è sempre più complicato riuscire a conciliare le due cose. Questo vale per le donne e chiaramente vale anche per gli uomini. È una riflessione profonda da fare, altrimenti
altrimenti rischiamo di perdere il punto di vista della persona e pensare che ognuno di noi sia semplicemente un produttore e non invece anche una persona con tutto quello che comporta. È proprio questo il tema, riuscire a riportare al centro la persona del lavoro e non pensare che il lavoro sia semplicemente l'utilizzo di un fattore produttivo, in questo caso umano. Quel fattore è una persona con sue aspirazioni, con suoi bisogni, con una famiglia, con dei diritti. La questione pari opportunità e parità di genere è una questione che dobbiamo affrontare seriamente nel nostro paese e l'8 marzo deve diventare una festa che in qualche modo celebriamo ogni giorno. E a proposito di lavoro, ma in questo caso parliamo di lavoratori e non solo di lavoratrici ma anche di lavoratori, domani è una giornata importante per tutti i lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux di Susegana perché ci saranno 2 assemblee nelle quali si chiede ai lavoratori di approvare o meno l'accordo individuato fra sindacati e azienda sul tema della flessibilità. Le segreterie dei metalmeccanici di CGIL e CISL e UIL hanno raggiunto nella tarda serata di ieri un accordo sulla applicazione della flessibilità con Electrolux, un accordo che la stessa FIOM CGIL definisce migliorativo rispetto agli stessi contratti aziendali precedenti, ma c'è una polemica, una parte delle ex RSU riferibili alla FIOM stessa etichetta l'intesa come un atto a dir poco addirittura criminale. Il nuovo caso di paradosso nella dialettica sindacale che interessa proprio lo stabilimento Electrolux di Susegana. A criticare pesantemente il documento attraverso il proprio spazio Facebook è la componente più radicale degli ex delegati sindacali della CGIL che si identifica nel gruppo Scatenati e che scrive in una nota online: sono previste nuove assemblee ma tutte se ne sono altamente infischiate delle precedenti dalle quali è arrivato un chiaro mandato a non fare orari aggiuntivi obbligatori. Ma da che parte stanno? Si legge ancora nella nota caustica questi sindacalisti di mestiere. Dunque la vicenda Electrolux è destinata sempre ad alimentare polemiche. Domani comunque la giornata importante con le 2 assemblee per capire se verrà o meno ratificato questo accordo raggiunto dai sindacati con l'azienda. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi andremo a Ponte Dante a Treviso per collegarci con i nostri inviati che stasera seguiranno in diretta il processo a Aveccia. Telegiornale di Treviso, allora dalle 21:15 di questa sera seguiremo per intero il processo a Aveccia, tradizionale, storico appuntamento di metà Quaresima a Ponte Dante, seguito da tantissime persone. Non ci perderemo minuto per minuto le fasi salienti di questa straordinaria serata e allora ci colleghiamo subito con chi seguirà per noi questa sera in diretta l'evento, cioè Marta Marangoni, Coletta Rizzetto e poi anche molti altri tecnici. Marta, ti vedo già sul posto, stanno ancora preparando ovviamente perché manca ancora un po'. Com'è il clima lì a Ponte Dante, Marta? Sì Nicola, buonasera a te, buonasera ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Qui il clima sta cominciando a surriscaldarsi anche se il grosso del pubblico deve ancora arrivare. Sono in corso di allestimento gli ultimi preparativi sia sul palco sia naturalmente sul fiume. La veccia è già pronta, la vedete qui alle nostre spalle in attesa che alle 21:15 cominci il processo e che poi dopo il processo che metterà appunto in vista tutti quelli che sono i mali e le magagne della Veccia, che quest'anno ha un nome che è tutto un programma, che caprometto, vedova Mantegno, come recita l'epigrafe che è stata fissa un po' in tutta la città in questi giorni. Il processo che come sempre, come accade ormai da 52 anni, verrà celebrato dall'accusa sostenuta dal conte Calsina, dalla difesa condotta da Ildebrando Ugone Imega e poi dalla sentenza del giudice Saltabussola Tarquinio, sentenza che da 52 anni a questa parte si è sempre conclusa con una condanna e quindi con il rogo della Veccia. Pazienza se quest'anno il secondo giovedì di Quaresima cade proprio l'8 di marzo che coincide con la festa della donna. La tradizione non si comanda e quindi al 99,9% anche quest'anno la Veccia andrà al rogo proprio questa sera. Qui con me c'è Carlo Martinelli degli Amici di Ponte Dante, che sono diciamo gli artefici di tutta la macchina organizzativa del rogo della Veccia, che se qualche anno fa ha rischiato di
di saltare a causa del regolamento del Parco del Sile, poi modificato, e quindi insomma alla fine si è potuto continuare con questa tradizione. Quest'anno ha avuto qualche problemino per le nuove normative della sicurezza, il decreto Gabrielli, no Martinelli? Sì, diciamo che le novità che ci saranno state imposte, diciamo, dall'alto, quindi il decreto Gabrielli ci ha costretto a rivedere tantissime cose, e quindi il problema più grosso è stato l'evitazione dei costi, perché dopo la macchina organizzativa è sempre quella, però ci siamo riusciti anche quest'anno e 52 ci siamo qua. Ecco, quindi allora fra poco la festa comincerà, dalle 20:30 in programma lo spettacolo folcloristico, balli e canti, c'è lo stand degli alpini che come sempre allieteranno la festa, assieme poi a tutte le numerose associazioni cittadine che collaborano per la riuscita di questa manifestazione, dal SER, dal gruppo Selva Nostra, poi appunto gli alpini e naturalmente gli immancabili sommozzatori che con il corteo poi alla fine... Vorrei fare solamente un distinguo. Noi abbiamo scritto sommozzatori di Treviso perché non vogliamo fare la differenza fra le varie associazioni. A Treviso ce ne sono più di 9. Chi viene, viene. Quindi li chiamiamo sommozzatori di Treviso proprio perché tutti sono... c'è spazio per tutti. Ecco, ed è anche la parte diciamo più spettacolare del processo, perché appunto si concluderà con le fiaccole portate dai sommozzatori che faranno questa sorta di corteo luminoso lungo il Sile prima di dare poi fuoco alla veccia. Appuntamento quindi alle 20:30 con l'inizio dei festeggiamenti e poi naturalmente alle 21:15 con la diretta su Antenna 3. Dicevi Nicola? Marta, sì, volevo chiederti se si può, perché so che il rito è importante, siccome l'accusa alla veccia riguarda le magagne cittadine, c'è qualche anticipazione sulle accuse che verranno lanciate nel processo alla veccia? Allora, le anticipazioni sono tutte dei sentito dire, Nicola, perché diciamo quello che sarà il testo vero e proprio del processo è top secret. Il conte Calsina, il giudice, l'avvocato dell'accusa tengono rigorosamente segrete quelli che sono gli elementi fondamentali della linea dell'accusa, di quello che sarà appunto il processo. Quello che è certo è che sicuramente saranno i temi caldi della città dell'ultimo anno. C'è chi parla di Piazza Santa Maria dei Battuti, delle baby gang e poi di molte altre questioni cittadine che avremo modo di sentire questa sera. Di sicuro, come accade da 52 anni a questa parte, nel mirino come rappresentanti delle magagne della città ci sono gli amministratori attualmente in carica, quindi il sindaco Manildo e la sua giunta, come precedentemente lo furono Gobo, Gentilini e tutti gli altri primi cittadini che li hanno preceduti. Ecco, quindi io vi inviterei naturalmente numerosi a seguire la nostra diretta alle 21:15 per tutti coloro che non potranno essere qui con noi a Ponte Dante. Grazie, se non grazie. ci sono domande dallo studio restituisco la linea. Grazie Marta Maragon, grazie anche alla tua ospite. Allora 21:15 mi raccomando, e tutto il processo in diretta. Adesso invece noi andiamo a Paese per vedere l'inaugurazione del nuovo ecosportello che servirà non solo Paese ma altri 4 comuni. Nuovo ecosportello di Contarina al servizio di oltre 45.000 utenti dei comuni di Paese, Quinto Istrana e Morgano. La nuova sede si trova a Paese, in Via Verdi, a pochi metri dal nuovo sottopasso ferroviario che finalmente verrà aperto nelle prossime settimane. Da anni i cittadini chiedevano uno sportello dignitoso e soprattutto orari più ampi per poter accedere ai servizi relativi ai rifiuti e a quelli cimiteriali. Allarghiamo il tempo di apertura, le giornate di apertura. Lo portiamo anche l'apertura al sabato, che è una delle giornate più richieste. Abbiamo introdotto un distributore automatico, è qui fuori, ma lo mettiamo anche nei comuni dove non c'è più lo sportello.
Ed è proprio questa la grande novità, perché se per i residenti, soprattutto dei comuni relativamente più lontani come Morgano e Istrana, lo sportello è stato trasferito ora a Paese, sono stati aperti nei territori dei distributori automatici di sacchetti accessibili 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Contarina ha già installato a Istrana un distributore automatico di sacchetti e credo che questo agevolerà molto i cittadini di Istrana, che prima nel vecchio ecosportello dovevano attendere anche delle mezze ore di attesa per fare la coda, spesso e sovente, credo nell'80% dei casi, proprio per ritirare i sacchetti. Il nuovo ecosportello al servizio degli abitanti dei 4 comuni sarà aperto lunedì e giovedì dalle 15 alle 18, martedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12:30. Ed ora torniamo a Treviso per parlare del mulino nella zona pescheria. Pieno regime come nel 1500 il vecchio mulino di Vicolo del Mulinetto in zona pescheria a Treviso, mulino che da monumento decorativo in simbiosi con le attività imprenditoriali presenti verrà utilizzato per produrre energia, il grande evento previsto per l'estate. L'obiettivo è a breve mettere in funzione un generatore di energia elettrica per illuminare almeno in parte la zona della pescheria. Il progetto grazie all'unione di intenti di Comune, Lions, associazioni varie e degli studenti del Giorgio Fermi di Treviso. E con un salto d'acqua e del tempo poco distante ecco spuntare una nuova turbina presente in via sperimentale. Un impianto totalmente a immersione, anche questo destinato a produrre in modo moderno, ecocompatibile, energia elettrica per la zona della pescheria. Se tutto andrà come pensiamo per il meglio, avremo la possibilità di illuminare in modo ecologicamente compatibile, gratuito e a LED una parte rilevante della Treviso più bella. Il vecchio mulino nel cuore del centro storico della città di fatto rappresenta un unicum per le straordinarie suggestioni che con le stelle della sera riuscirà a regalare anche durante la notte, illuminata pure nelle acque dai virtuosismi prodotti dall'energia pulita. Siamo in chiusura, allora vi dico 2 notizie sulla programmazione, perché è doveroso, e allora alle 20:10 è una serata intensa questa su Antenna 3, 20:10, subito dopo il TG, fra pochissimo, la politica come sempre in primo piano, e allora in queste giornate importanti dopo le elezioni, ospite di Ferdinando Marino questa sera è il segretario regionale del PD del Veneto Alessandro Bisato, quindi puntata da non perdere. E poi alle 21:15, come abbiamo visto, la lunga diretta del processo a Evecia, da non perdere. Buon divertimento, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo per qualche isolato piovasco sul Friuli. Ma andiamo nel dettaglio della situazione di venerdì 9 marzo. Sul Veneto qualche foschia mattutina tra Padovano e Vicentino, ampio soleggiamento invece sul resto delle province, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime saranno comprese tra i 2 e i 4 gradi, valori massimi invece compresi tra 10 e 15 gradi circa. Una lieve instabilità interesserà invece il Friuli Venezia Giulia, qualche debole piovasco sparso infatti sarà possibile sull'Udinese, asciutto e per lo più soleggiato altrove. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi invece compresi tra 11 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile ovunque, tuttavia con cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci.
Bonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.